Con il bilancio di mandato concludiamo un quinquennio di lavoro intenso che è cominciato con il Covid e per questo voglio veramente ringraziare tutto il personale dipendente che ha lavorato insieme alla direzione strategica in tutti questi anni e ricordo anche tutto il personale e le istituzioni che comunque ci hanno dato una mano per far sì che la sanità di questo territorio sia una sanità appunto con la S maiuscola. Noi dobbiamo veramente adesso pensare però alle traiettorie future e per quanto riguarda queste sottolineo quella epidemiologica innanzitutto, che è importante e che è un po' la base di tutto. La crisi del modello familiare, la denatalità, l'incremento che avremo nei prossimi anni degli anziani, quindi dei fragili, delle persone fragili e anche delle malattie croniche. Anche la globalizzazione comunque delle cure che necessiterà sempre comunque una sanità sempre più di prossimità e che punterà proprio sulla prevenzione. Un'altra traiettoria è quella organizzativa. Sicuramente, e lo abbiamo vissuto in questi anni, il lavoro di recuperare e di trattenere il personale, in particolar modo medico, infermieristico, ma non solo, sarà un obiettivo che comunque ci coinvolgerà. E penso proprio agganciato a questo un modello organizzativo comunque che favorisca questa ritenzione di pronto soccorso, di case della comunità. E ricordo anche, sempre nell'ambito organizzativo di questa traiettoria, la gestione comunque delle liste di attesa che devono comunque partire da una appropriatezza e da un utilizzo delle risorse sanitarie sobrio da parte appunto di noi tutti cittadini. La terza traiettoria sarà appunto quella tecnologica, quella di ricerca. Oggi noi stiamo cominciando a lavorare, siamo agli albori di fatto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, però c'è anche la robotica e tutta la telemedicina, tutto quel settore di telemedicina che effettivamente darà un punto di svolta alla sanità appunto anche di questo territorio. Ricordo ancora anche tutto quel contenitore dei farmaci innovativi che sempre più ci sta coinvolgendo e che sicuramente ci aiuterà a sconfiggere appunto importanti malattie. Ecco, da questo punto di vista io ritengo che se continueremo a lavorare assieme con questi obiettivi e con questa flessibilità appunto organizzativa che ci richiede oggi la sanità, una sanità che deve essere appunto flessibile, che deve essere trasparente, equa, sicuramente riusciremo ad avere e a mantenere comunque in vita un bene prezioso che merita veramente il rispetto di tutti, che si chiama sanità.